Inquinamento da FAS, una storia infinita. Da Messer il ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti ribadisce l'impegno del governo. Noi abbiamo messo le risorse che sono sul tavolo, presto queste risorse arriveranno, saranno disponibili, la Regione spero che faccia la sua parte, anzi sono sicuro che la farà. Ora la palla passa alla Regione Veneto che è chiamata ad agire. Una lunga e difficile vicenda quella dell'inquinamento da FAS. A gridare all'allarme erano stati a più ripresi i grillini del Movimento 5 Stelle che avevano preso a cuore la vicenda. Inquinamento da sostanze perfluoroalcaliliche, un nome difficile da dire, ma che ha come effetto quello di insinuarsi nelle acque di superficie ma anche in quelle sotterranee. Ad esserne colpite diverse aree del territorio veneto, la scoperta nel 2013, quando diverse furono le indagini messe in campo da più enti, del CNR, la regione stessa, a seguito di alcune ricerche sperimentali su nuove sostanze inquinanti ed emergenti, allo stesso Ministero dell'Ambiente. Particolarmente colpita risultò la Valle del Lagno, ma non sono esenti nemmeno il Bacchiglione, il Frattagozzone, il Retrone, fino ad arrivare alla laguna di Venezia. Nel mirino finisce la Miteni, azienda di Trissino. Nel 2016, a seguito di continue pressioni anche sui media, la Regione dispone l'effettuazione di controlli a tappeto su 85.000 persone e alimenti. Febbraio di quest'anno la Regione dà l'ok all'effettuazione di carotaggi sui terreni della Miteni per verificare la gravità dell'inquinamento da FAS.